Buonasera, buonasera, ben arrivati. Innanzitutto vi ringraziamo per essere così numerosi per una serata importante. Mimì 30 anni senza Mia Martini. E naturalmente lo sapete che questo è un pretesto perché è una serata di solidarietà e beneficenza a sostegno dei centri sollievo Alzheimer di Officine Sociali. Cominciamo subito con un applauso a tutti i volontari di Officine Sociali che se lo meritano. Io ho provato a fare una riflessione su questa malattia e ve la voglio leggere. C'è una memoria che abita dentro ognuno di noi, è fatta di nomi, di volti, di abbracci che sanno di casa. È una strada che torna sempre al cuore, ma a volte questa strada si fa nebbiosa. I contorni si confondono e i ricordi si perdono come foglie al vento. L'Alzheimer è questo, una malattia che ruba pezzi di vita, che strappa ricordi preziosi, che spegne lentamente le luci dentro una mente viva. E stasera siamo qui per accendere insieme una luce di speranza per ricordare chi dimentica, per dare voce a chi rischia di perdersi nel silenzio, perché ogni memoria merita di essere custodita e ogni vita accompagnata con dignità. In questo viaggio di questa serata, naturalmente, è giusto chiamare la Presidente di Officine Sociali, Marinella Mantovani. Buonasera Marinella, ciao. Buonasera a tutti, grazie Leandro, grazie a tutti voi che siete qui stasera, numerosissimi, a onorare con la vostra presenza questa serata di solidarietà, di coinvolgimento emotivo e anche di conoscenza. Una serata di sensibilizzazione sulla malattia dell'Alzheimer, come ricordava Leandro, in cui ci racconteremo anche come associazione. Officine Sociali è un'associazione che è nata nel 2016 ad Ariano da un gruppo di persone che avevano voglia di mettersi nel campo della solidarietà per aiutare qualcuno. Abbiamo scelto di essere vicini appunto alle famiglie Alzheimer perché di fronte a questa malattia di cui non c'è cura ad oggi, l'unica cosa che come volontariato possiamo fare è quello di essere vicini e dare sollievo alle famiglie, soprattutto in un territorio dove centri diurni specifici, dove altri servizi non ce ne sono. Per cui 9 anni fa siamo partiti e abbiamo fatto tantissime cose, ma la più importante è stata quella di aprire i centri sollievo. Siamo presenti in 5 comuni: Taglio di Po, Ariano, Adria, Rosolina e Portotolle. Già il nome ci dà l'idea di cosa sono i centri sollievo. Sono dei luoghi accoglienti dove le persone vengono appunto accolte da professionisti, da volontari formati e dove trascorrono delle ore in serenità. Siamo però convinti che un grande aiuto a queste famiglie lo possa dare anche la comunità in cui queste persone vivono. L'85% delle persone malate di Alzheimer è curato in casa e la stragrande maggioranza delle famiglie assiste da sola nella disperazione che spesso tocca l'impotenza, la solitudine e anche la vergogna della malattia. In tutti i paesi, tutti noi conosciamo per esperienza diretta o per passaparola la malattia. Sappiamo che ci sono persone vicino a noi che la stanno vivendo. E allora ecco che noi abbiamo deciso di portarci fuori dai nostri centri sollievo e di creare dei momenti come quello di stasera di sensibilizzazione, dove chiediamo a voi di aiutarci a fare il passaparola, dove vi chiediamo di aiutarci a sensibilizzare, dove vi diamo delle pillole di quello che è la malattia e i servizi che ci sono sul territorio. È un'attività che abbiamo fatto grazie all'aiuto delle istituzioni che sono presenti in sala stasera e che ci sono vicine, grazie anche ad altre associazioni che ci sono vicine e che ci danno la possibilità di avere casa con i nostri centri sollievo nelle loro sedi. E quindi ad Ariano ringraziamo l'Auser del Tariano, ringraziamo Portotolle Luci sul Mare e ad Adria Croce Verde, oltre all'Auser di Taglio di Po che ci aiuta negli spostamenti alcune volte.
Il grazie all'Associazione Città della Musica, ragazzi professionisti che dal 2016, quando abbiamo deciso di aprire, ogni volta che abbiamo deciso di fare un evento musicale, loro sono stati al nostro fianco. Veramente li consideriamo nostri volontari esterni. E invece i volontari di officine sociali, quelli che tutti i giorni aprono le porte, accolgono le persone malate, hanno una parola e un sorriso per i familiari e sono la risorsa essenziale su cui si basa Officine e tutto il mondo del volontariato. Veniamo alla nostra serata, al nostro evento musicale, che noi scegliamo la musica per veicolare i nostri messaggi. E abbiamo scelto, dopo 3 anni fa eravamo su questo palco con Milva e Battiato, stasera siamo qui con una grande interprete della musica italiana, a 30 anni dalla sua scomparsa, e quindi una Mia Martini, un'artista con una capacità interpretativa unica. Sono passati 30 anni da quel fatale 12 maggio del 95, quando la vita di Domenica Bertè, in arte Mia Martini, si è interrotta. Ma non si è mai spento l'amore dei suoi fan, che non l'hanno mai abbandonata, neanche nei periodi bui in cui le malelingue avevano messo in giro la voce che la sua presenza portasse sfortuna. È proprio lo stigma, noi crediamo, sia uno dei punti che tiene unito un trade union tra quella che è la maldicenza e lo stigma verso le persone che hanno appunto la malattia dell'Alzheimer. Il segreto di una grande interprete non è avere una bella voce, l'importante è capire esattamente il senso della gioia o del dolore che stai raccontando, perché nelle canzoni si interpreta sempre un'emozione o una qualsiasi specie d'amore per qualcosa, e se non sai cosa vuol dire soffrire, non puoi sapere cosa vuol dire amare. Per cui è questo il segreto, il saper dire le cose sentendole. Mia Martini. Mimì, omaggio a Mia Martini, è il racconto di quelle canzoni immortali che stanno nel cuore di tutti noi, viste come tappe di una vicenda umana, prima ancora che di una carriera canora. Mimì, donna ferita e orgogliosa, vittima di indecenti maldicenze, additata come portaiella, uccisa professionalmente dalle malelingue. Mimì che si ribella sul palco di Sanremo, cantando tutto il suo dolore e la sua rabbia, e neppure quella volta vince. Mimì, come angolino del cuore di ognuno di noi, sulle note di canzoni che nel cuore ci abitano e non se ne vanno più. Un viaggio nell'anima di una signora della canzone e nei fragili sentimenti di una donna troppo, davvero troppo, innamorata dell'amore. Nata il 20 settembre 1947 a Bagnara Cabra, secondogenita di un professore di lettere e di un insegnante elementare, Domenica Rita Adriana Bertè vive i suoi primi 14 anni di vita fra Porto Recanati e Ancona, iniziando a cantare già nella prima infanzia. Studia piano e danza classica e si guadagna i primi applausi alle feste in piazza e concorsi dilettantistici per voci nuove. Dopo l'infanzia e l'adolescenza all'insegna della musica e le prime esperienze musicali tra Milano e Roma, è nel 1967 che il talent scout di Patti Bravo, Alberigo Crocetta, nota le sue eccezionali doti vocali al Piper 2000 di Viareggio. Nasce così
Mia Martini. Il primo disco è un 45 giri di grande impatto, uscito il 4 giugno 1971, Oltre la collina, ed è qui che troviamo incisa Padre davvero, con musica di Piero Pintucci e testo di Antonello De Santis. Un testo forte contro il perbenismo della famiglia tradizionale, in cui si narra la storia di una ragazza in conflitto generazionale con il padre. Il brano viene censurato dalla programmazione radiofonica e giudicato dissacrante dai censori RAI, i quali imposero alcune modifiche ai versi. Oltre alla censura, Padre davvero provocò a Mia Martini altri problemi. De Santis, autore del testo, lo scrisse pensando alla propria storia personale. Molti però pensarono che la canzone raccontasse il rapporto tra Mimì e suo padre, l'insegnante di latino e greco, accusato più volte dalle figlie, soprattutto da Loredana, per i suoi atteggiamenti violenti. Mia Martini negò dichiarando che quando la canzone fu scritta, lei e Antonello De Santis non si conoscevano. Di contro, però, la cantante stessa rivelò quanto questo brano lo sentisse particolarmente vicino. Hai descritto il rapporto con mio padre in modo ancor più vero di come l'ho vissuto io. Ora che sono mezza ingoiata e ho deluso le tue speranze, vieni di corsa, mi hanno avvisata per dirmi in faccia le tue sentenze. Tanti consigli per il mio bene, quella è la porta ed ora ad andare con la tua santa benedizione. Davvero sarebbe bello vedere il tuo pianto di coccodrillo. Ti diede di meno solo 2 calci dietro la schiena e con mia madre dormivi nel fieno anche in aprile e di me eri piena. Non mi volevi, ero una bocca in più da sfamare, non sono cresciuta come speravi e come avevo
Piccolo uomo. Dopo aver lasciato la RCA, Mia Martini viene accolta alla Ricordi da un team di musicisti, tra cui Dario Baldambembo e i fratelli da Bionda, che cercano di imporre in quegli anni un pop melodico italiano di buona fattura, ma di sicuro impatto commerciale. Piccolo uomo, che porta i versi di Bruno Lausi e la musica di Dario Baldambembo, segna il primo grande successo discografico della cantante calabrese, oltre alla vittoria della 9ª edizione del Festival Bar. Una quasi sconosciuta Mia Martini, abbandonato il linguaggio forte per l'epoca del suo album precedente, si presenta al pubblico in modo forse meno ruvido, ma pieno di grinta e di voce, e lascia intendere che fa sul serio. Un brano che ha sicuramente un forte contenuto emotivo, con un bel connubio tra testo e musica, che racconta lo stato d'animo di una donna fragile e disperata, incapace di immaginare il futuro senza il suo uomo.
Donna sola è uno dei primi brani registrati per il nuovo album Nel mondo una cosa, con ancora Bruno Lauzi al testo e Dario Baldambembo alla musica, con l'aggiunta del paroliere Luigi Albertelli. Donna sola non solo anticipa l'uscita dell'LP, ma è un nuovo successo che si inserisce sulla scia di Piccolo Uomo. Mia Martini, infatti, con questo brano vince la Gondola d'Oro alla Mostra di Musica Leggera di Venezia per il singolo più venduto della rassegna, vista di fatto il successo di Piccolo Uomo, arrivando al primo posto in Hit Parade e consacrando Mimì tra i big della canzone italiana. Mentre si consolida il suo successo, Mia Martini va in studio di registrazione per cantare i testi delle canzoni che comporranno l'album completo, che la critica incoronerà come il miglior disco di quell'anno. Donna sola parla di una donna che, nonostante la sua indipendenza e l'amore, non si sente pienamente realizzata. Un senso di solitudine la pervade, la sensazione di non essere pienamente compresa dal mondo che la circonda, il desiderio di scappare, di volare sopra il mare, di ricerca della realizzazione personale. È una riflessione sulla difficoltà di trovare un equilibrio tra la necessità di un legame affettivo e il desiderio di preservare la propria individualità. Mi sento da sola, qualche cosa dentro me è cambiato, ma cos'è? Oh no, oh non dirmi no e lasciami sola, non dipende più da te. Potresti regalarmi il mondo intero che meritarei. Io cerco solo il vento, una scogliera dentro gli occhi miei, e sopra il mare volerei per non tornare sola, io con la mia anima. Sarà che questo mondo ha rovinato tutti i sogni miei. Se non avessi te che sei innocente, giuro me ne andrei ed oltre il mondo volerei per non tornare, credimi. Ma chi piangerà, lo so sarò io che resterò sola. Resterò sola, sola. Resterò sola. Grazie.
Minuetto è uno dei suoi successi più significativi, intensa presa di coscienza del male psicologico che la noncuranza di certi uomini può infliggere alle donne più fragili e sensibili, come in fondo era anche la meravigliosa Mimì. Questa canzone del 1973 fu il lasciapassare per il successo di Mia Martini, restando in classifica per 30 settimane di fila e valendole il disco d'oro e il Festival Bar. La scrissero, immedesimandosi nell'altro sesso, Franco Califano e Dario Baldambembo, dopo una prima stesura di Maurizio Piccoli con Bruno Lauzi. Califano scelse poi di dedicarvisi da solo, comprendendo come il brano si attagliasse perfettamente alla figura di Mimì e i suoi continui rapporti sbagliati con gli uomini, a partire da quello conflittuale e risolto col padre padrone. L'enorme sensibilità interpretativa di lei avrebbe fatto il resto. Califano pare avere colto, parlando di Mimì, l'essenza della relazione di una donna con un uomo narcisista. Ed ecco che il minuetto si ripete ed è doloroso e subdolo come la dipendenza affettiva, in una sottomissione in parte consapevole, ma purtroppo mai del tutto. È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo, tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue, strumenti su di me, che dirigi da maestro aspetto quale sei. E vieni a casa mia quando vuoi, ogni notte più che mai. Dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù male che ti vada avrai tutta me se ti andrà per una notte. Na 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 e cresce sempre più la solitudine, le grandi volte che mi lasci tu. Rinnegare una passione no, ma non posso dirti sempre sì e sentirmi piccola così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te. Troppo cara la felicità per la mia ingenuità. Continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore. Sono sempre tu quando vuoi, nelle notti più che mai. Dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù male che ti vada avrai tutta me se ti andrà per una notte. Sono tua, la notte a casa mia sono tua, sono mille volte tua. E la vita sta passando su noi, di orizzonti non ne vedo mai. Ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu il resto di una gioventù che ormai non ho più e continuo sulla stessa via, sempre ubriaco di maligna
Inno è un singolo pubblicato il 30 aprile del 1974, estratto dall'album È proprio come vivere e di fatto segna uno spartiacque nello stile di Mia Martini. Dopo aver venduto più di 1,5 milioni di copie, Mimì, infatti, cambia la sua immagine, via gli abiti colorati e spazio ad abiti più scuri, via quello stile un po' gitano e spazio ad un'altra versione dove il nero la fa da padrone, via alle grandi platee in favore di luoghi più raccolti come i teatri. E in questo generale cambio di direzione artistica che prende forma Inno dalla penna di Maurizio Piccoli, autore del testo, e Dario Baldambembo, compositore della parte musicale. Una canzone che, pur non avendo un inciso forte, è costruita su una strofa che si ripete dall'inizio alla fine. Il testo racconta di un amore e della paura che tutto svanisca all'alba. Basta ascoltare per percepire il senso di solitudine che Mia Martini comincia a sentire dopo anni di grandi successi, ma senza un amore vero accanto che non fosse quello per il canto. È più di un semplice inno all'amore, è una richiesta di felicità che viene ribadita in ogni parola. Canterò se vuoi, ma non credermi. Stelle nelle tasche più non ho. E tu non sai volare più in alto, nel viso della sera che nasce sulla spiaggia coi falò. Canterò per noi che non siamo più forti di quel po' di gioventù che sta bruciando dentro e poi finirà nel viso della sera che nasce sulla spiaggia col falò. Dimmi che vuoi darmi felicità sotto la mia pelle nascerà. Un dolce fiume che canterà la mia speranza.
non puoi più mandarci via. Rosso, stai salendo sempre più. Lui sta dormendo, il mare sa quanto amore mi ha dato e mi darà, rubando il viso di una sera. La costruzione di un amore. È il 1978, quando Mia Martini incontra Ivano Fossati, un sodalizio che ha segnato per sempre i suoi anni a venire, non solo artistici. E proprio in quell'anno che a lui viene affidata l'intera produzione artistica dell'album Danza, che segnerà un ulteriore momento di svolta nella carriera di Mimì, facendole raggiungere punte interpretative raramente toccate non solo da lei stessa, ma dall'intero panorama musicale italiano. Fossati cura tutto: testi, musica e arrangiamenti. Il punto più alto di quell'album è riconosciuto dalla critica con il brano La costruzione di un amore, che è un'immaginaria ascesa verso l'alto, fatta di sangue e sudore, dove il dolore diventa esperienza quasi metafisica, fino a sublimare la fatica ed il peso dell'emozione, rendendoli un tutt'uno in nome dell'amore. Mimì parte con un filo di voce, per poi aprirsi nell'inciso, come a squarciare il panorama, per mostrare questo edificio ideale, che è l'amore che sale fino al cielo, un palazzo infinito che non si completa mai, né si lascia mai completare, tanto che quando finisce crolla disperatamente, riportandoci a quelle sensazioni faticose e dolorose che hanno contribuito a costruirlo. Costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane. La costruzione di un amore non ripaga dal dolore, è come un altare di sabbia in riva al mare. La costruzione del mio amore, mi piace guardarla salire come un grattacielo di 100 piani o come un girasole, ed io ci metto l'esperienza come su un albero di Natale, come un regalo ad una sposa, qualcosa che sta lì e che non fa male, e ad ogni piano c'è un sorriso per un inverno da passare, ad ogni piano un paradiso da consumare. Dietro la porta un po' d'amore per quando non ci sarà il tempo di fare l'amore, per quando farai portare via la mia sola fotografia. Ma intanto guardo questo amore che si fa più
non finisce mica il cielo. È il 1982, Mimì è sotto contratto con la DDD e il direttore Roberto Galanti si ritrova tra le mani un nuovo capolavoro di Vano Fossati, perfetto per le doti interpretative di lei. Gianni Ravera, patron del Festival di Sanremo di allora, la sente e la ammette immediatamente nel cast di quell'edizione. Sul palco Mimì trasmette tutta l'energia e il senso di speranza che la canzone contiene. Non vince, ma la stampa specializzata la consacra come miglior interprete e miglior canzone, inventando per l'occasione il premio della critica giornalistica, che diventerà poi il premio della critica Mia Martini. Occhi e pugni chiusi, come se ci fossero solo lei e quella canzone. Mimì regala sul palco di Sanremo un'interpretazione indimenticabile, la figura di una donna che ha voglia di farcela dopo la bufera di odio che l'ha invasa, e la speranza, o forse la certezza, che al di là dell'orizzonte il cielo non finisce. Un appassionato inno alla resilienza e alla determinazione di affrontare le sfide della vita con coraggio e fiducia. E non finisce mica il cielo, anche se manchi tu. Sarà dolore o è sempre cielo, fin dove vedo se avrò paura, il senso della voglia di te, se avrò una faccia pallida e sicura, se ci sarà chi rida di me, perché io avrò
Mia, tu hai lasciato il palcoscenico verso la fine del 1983, sei stata via per ben 6 anni. Come mai? Come mai? Avevo le idee un po' confuse, avevo bisogno di chiarire molte cose con me stessa. Come mai sei ritornata? Ho chiarito tutto, è tutto sistemato. La voglia di cantare dopo tanti anni è diventata veramente prepotente, enorme. E così l'anno scorso mi sono decisa a tornare sul serio. Ho l'impressione che la critica adesso con te sia più buona, ti fa complimenti addirittura. Mi coccolano, mi sento molto amata dalla critica. Ma sei cambiata tu o è cambiata la critica? No, sono cambiate tante cose, sono cambiati i tempi, siamo cresciuti noi, ci vogliamo più bene, ci siamo incontrati di nuovo dopo tanti anni e in tantissimi casi è stato veramente commovente. Senti, chi è veramente Mia Martini? Perché non la si conosce tanto, si ha un'immagine di Mia Martini di una volta, adesso ci si ritrova davanti invece a un personaggio più tranquillo, più pacato, Beh, una persona più forte, più decisa, più sicura, perché mi conosco meglio. Effettivamente tanti anni fa quello che di me vedeva il mio pubblico, il personaggio nel quale io ero disegnata e imprigionata in qualche modo, mi era estraneo in tantissimi aspetti, per cui questa confusione ha creato poi questo bisogno enorme di chiarire. Mia Martini sono io, sono Mimì, sono Domenica e sono me stessa. Almeno tu nell'universo, brano con cui Mima Martini si esibì sul palco dell'Ariston di Sanremo nel 1989, segnando il suo ritorno sulle scene dopo ben 7 anni di isolamento. Almeno tu nell'universo, brano scritto da Bruno Lausti e Maurizio Fabrizio nel 1972 e inciso da Mia Martini soltanto nel 1989. Presentato al Festival di Sanremo, valse alla cantante il premio della critica. Almeno tu, una lettera d'amore dedicata a quel tu, una persona che è diversa e che riesce a rendere diversa anche chi ha vicino, una persona alla quale aggrapparsi e alla quale viene chiesto di non cambiare. Sai, la gente strana prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità poi mentirà a lui senza serietà, come fosse niente. Sai, la gente è matta
Notturno. Nello stesso anno, dopo lo straordinario successo di Almeno tu nell'universo, Mia Martini torna in studio per registrare il suo 13° album, questa volta per Fonicetra, che porta semplicemente il suo nome, Mia Martini, 3 puntini di sospensione che lasciano spazio a ogni interpretazione, come il suo stile. Visto il grande successo riscosso da Mimì al Festival di Sanremo, l'LP venne registrato in una sola settimana. C'era fretta di raccogliere i frutti di quel successo insperato. Tra i brani più rappresentativi c'è anche Notturno, che però si fa strada più nel tempo che al momento dell'uscita del disco. Notturno di Mia Martini è una canzone che parla della solitudine e della malinconia che si prova quando si è lontani da qualcuno che si ama. La canzone esprime la tristezza di un amore non corrisposto e la speranza che un giorno le cose possano cambiare. Ci sono momenti nella vita in cui è necessario fermarsi ad ascoltare il proprio dolore. Da 2 donne, a tutte voi, a tutte le donne che ci sono qua questa sera e anche le mie donne. C'è tempo domani per tutte queste idee, per chi parte o rimane seguendo le maree. Adesso ho bisogno di bagnarmi il viso in questo umido autunno che scende all'improvviso. C'è tempo domani per la velocità di questa esistenza che sogni più non adesso. Vorrei solamente credere un istante in un treno notturno che scavalchi il blu di questa notte in raggio.
La nevicata del 56, la canzone, particolarmente malinconica, rievoca i ricordi di un tempo passato, riscrivendo l'ondata di freddo che colpì Roma e tutta l'Italia sul finire degli anni 50. Si parla dell'evento nevoso che nel 56 interessò buona parte dell'Italia e costituì infatti la nevicata più marcata del fiume la sera, che ricordi lo spazio, i chilometri interi, automobili poche. Allora le canzoni alla radio, le partite allo stadio, sulle spalle di mio padre. La fontana cantava e quell'acqua era chiara. Era così. C'era pure la giostra sotto casa nostra. E la musica che suonava. Io bambina sognavo un vestito da sera con 3000 sottane, già lo portava. C'era sempre un gran sole e la notte era bella come eri tu. C'era pure la luna, molto meglio di adesso, molto più di così. Com'è, com'è, che te la basta pure per le favole. E un vetro che riluccica sembrava l'America. E chi l'ha vista mai? E zitta, poi la nevicata del 56 e Roma era tutta candida, tutta pulita e lucida. Tu mi dici di sì, l'hai più vista così. Che tempi quelli, na 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 na. E Roma era tutta candida, tutta pulita e lucida. Tu mi dici di sì, l'hai più vista così. Che tempi quelli. Nel 1992 Mia Martini torna ancora a Sanremo
con un brano scritto da Giancarlo Bigazzi, Marco Falagiani e Giuseppe Dati. Gli uomini non cambiano, piazzandosi al secondo posto al 42esimo Festival della canzone italiana. Il pezzo racconta la profonda amarezza di una donna tradita da tutti gli uomini della sua vita. Si parte dalla delusione paterna per arrivare a quella di un amore. Secondo gli autori, è in quell'insieme di stereotipi che le donne cominciano a coltivare l'arte della pazienza, con la consapevolezza che gli uomini che nascono sono figli delle donne, ma non sono come noi. Dopo Padre davvero, quindi, Mimì è tornata a interpretare una canzone in cui compariva la figura paterna. Un rapporto complesso quello col padre, che si era sanato solo quando la cantante aveva vissuto il ritiro forzato dalle scene, come ha raccontato lei stessa. Da quel momento le mie giornate sono state dedicate alla ricerca di cose che il successo aveva fatto dimenticare. Mio padre, per esempio, ho sentito il bisogno di cercarlo ed ho scoperto che l'amavo moltissimo. E ti
Stiamo come stiamo, con Loredana Bertè. Queste le parole di Loredana Bertè. Nel 1993 realizzavo un sogno. Finalmente dividevo il palco più importante per la musica italiana con mia sorella Mia Martini. Il brano in gara era Stiamo come stiamo, scritto a 4 mani da me e Maurizio Piccoli. Un altro brano abbastanza complesso con un arrangiamento molto avanguardistico di Fio Zanotti, che è stato apprezzato molti anni dopo. Per il look cercai di venirle incontro e di accontentarla. Ci vestimmo molto sobrie, tutte Armani. Per la prima volta in vita mia indossai un tailleur. L'unico vezzo trasgressivo che mi concessi furono delle scarpe da ginnastica al posto delle scarpe col tacco. Ricordo che Mimì era stremata. Avevo cambiato il testo ben 17 volte e ci trovammo a cantare 2 versioni diverse. Alla fine non mi rivolse la parola per mesi. Aveva ragione. Col senno di poi avrei dovuto farla partecipare da sola. Magari avrebbe vinto. Al Festival di Sanremo 1993 il brano si classificò 14° e penultimo.
Dillo la Luna. Con il 94 arriva il suo ultimo album di cover di grandi cantautori italiani, De André Fossati su tutti, poi Vasco Rossi, Zucchero, i fratelli Bennato, Dalla, De Gregori, dal titolo La musica che mi gira intorno. La vera hit è stata Dillo alla Luna di Vasco Rossi. È lei stessa a spiegare quella canzone e non un'altra. È difficile scegliere un brano di Vasco. Io lo amo molto, ma secondo me la sua voce, come quella di Lucio Battisti, ha una magia particolare. Entrambi non sono dei grandi interpreti, sono però così personali e danno un fascino molto speciale alle loro canzoni, per cui, dopo aver ascoltato le loro versioni, diventa molto difficile ricantarle. Ho scelto Dillo alla Luna perché non mi sentivo in grado di dare la stessa magia ad altri brani che sono troppo suoi, particolari. Spero con questo brano di esserci riuscita. Un altro motivo è legato al testo che mi coinvolge moltissimo. Io odio tutto ciò che è statico, fotografico. Io amo tutte le situazioni vere, reali. Il linguaggio che Vasco usa in questo suo rapporto d'amore, quando scrive e canta "Guardami in faccia quando mi parli", così reale e crudo, mi fa impazzire.
da che cantati emozionanti, che pelle d'oca, bravi. Noi vi vogliamo vedere fra 5 minuti, adesso dobbiamo far vedere un video importante, però veramente è stata una serata emozionante, proprio da pelle d'oca, che dire, si sono messi in gioco, abbiamo un'orchestra veramente superlativa. Archi, controarchi, batteristi, chitarristi, una stupenda tastierista, pianofortista, una serata dominata dalle donne. Quindi uscite un attimo, però rimanete lì che poi dopo vi dobbiamo richiamare. Anche voi. Allora adesso vi facciamo vedere un video che riassume il lavoro di Officine Sociali. Poi naturalmente chiameremo ancora Marinella, chiameremo ancora tutti i volontari di questa straordinaria associazione e in ogni caso è stata veramente una serata importante, una serata da pelle d'oca come ho detto prima, e anche per merito della musica ma anche per l'energia che tutti voi e tutti noi abbiamo dato. Bravi. Cerco una parola, solo una parola, cerco una parola sola, cerco una parola, solo una parola, cerco una parola ancora, cerco una parola potente che abbracci il creato e protegga la gente, una parola piccola, forte come un gigante, capace di spostare persino le montagne, scagliata come freccia sul frastuono del niente, che generi il futuro e partorisca il presente. Una parola davvero importante che sia detta una volta e scolpita per sempre. Cerco una parola, solo una parola, cerco una parola sola, cerco una parola, solo una parola, cerco una parola ancora. Cerco la parola perfetta che sia l'unica degna di essere detta, una parola in grado di riempire ogni vuoto, che svuota le coscienze come un terremoto, una parola chiave che apra tutte le porte, parola madre che contenga tutte le altre, una parola che vinca ogni guerra, sacra come il silenzio, saggia come la terra. Cerco una parola, solo una parola, cerco una parola sola, cerco una parola, solo una parola, cerco una parola seme di rivoluzione su cui poter fondare un'altra religione, una parola contro ogni violenza che voli sull'oceano dell'indifferenza, una parola talmente importante che l'ascolti una volta e la ricordi per sempre, una parola che non cambi col tempo, che superi lo spazio e che viva in eterno. Cerco una parola, solo una parola, cerco una parola sola, cerco una parola, solo una parola, cerco una parola ancora, una parola sola. Cerco una parola soltanto che porti sulle spalle tutto il peso del mondo, da sussurrare come fosse una preghiera, da accendere nel buio come una candela, una parola che si faccia frequenza, che vada oltre gli schemi ed ogni resistenza, una parola che difenda i diritti, una parola sola che valga per tutti. Sarà il suo ultimo capolavoro. Un anno dopo, il 12 maggio del 1995,
si interrompe il suo canto d'amore. L'ultimo viaggio è oltre la collina. Mia Martini, la sua voce, i suoi occhi che guardavano oltre il rumore del mondo, la sua capacità di raccontare storie che ci toccavano nel profondo. Abbiamo ricordato le sue canzoni, quelle che ci hanno fatto sognare, quelle che ci hanno fatto piangere, quelle che ci hanno fatto sentire vivi. Abbiamo ricordato le sue performance, la sua passione, il suo talento che la rendeva unica. Abbiamo ricordato la sua forza, la sua tenacia, la sua capacità di resistere, anche quando le cose sembravano difficili. Il suo ricordo continuerà a vivere, a ispirarci, a farci sentire che la bellezza e la musica possono sempre superare la tristezza. E mentre le luci si spengono, portiamo con noi il suo sorriso, la sua voce, il suo amore per la vita. E non finisce mica il cielo. Questa frase, una delle tante che ci hanno segnato, è un promemoria. Facciamo in modo che la sua musica continui a suonare, a farci sentire che la speranza non è mai spenta. La vita, come la musica, continua. Allora, siamo alla fine, siamo al momento anche dei ringraziamenti e quindi innanzitutto ringraziamo la voce narrante Lara Mantovani. Vieni Lara. Ringraziamo Mara Santanato per i testi e ringraziamo lo staff di Stefano Gennari per il service, grazie. Marinella, vieni qua, vieni qua. Chiamiamo, certamente, sei la padrona di casa, dopo la sindaca. Chiamiamo i musicisti? Allora, li abbiamo visti prima Giada li ha presentati come meritano, da superstar, però vogliamo un applauso a Jessica Reddy, al piano, Antonio Roman, Enea Passarella alla batteria, Gildo Turolla basso e violino, Stefano Bellettato al violino e Daniele Tessarina al violoncello. E dopo le nostre emozionanti cantanti, Alessia Concon, Giada Maccapanni, Milena Fusetto. Ci avete dato emozioni, ci avete dato veramente un'ora di musica straordinaria con una band straordinaria e delle voci veramente da pelle d'oca, bravi. E quindi, solo per le donne, perché come sempre a noi uomini spettano gli applausi, ma alle signore un omaggio floreale di Officine Sociali. Grazie Marinella. Vieni qua. Allora, rimanete lì. Che dire Marinella? La seconda serata? Una grande serata, bravissimi, sapevamo che era un'impresa molto impegnativa, ma siete stati veramente bravi, ci avete dato tante emozioni. Allora, abbiamo detto che è un intreccio di emozioni e anche un intreccio di conoscenza, ma di ringraziamento. Io, se si può, chiamerei i volontari di Officine sul palco, schierati per ringraziare pubblicamente delle attività che fanno giornalmente. Quindi, in velocità, salite le scale e venite qua. Vorrei ringraziare anche Mara e Roberto, se possono venire, che sono stati messi nella parte tecnica all'ultimo minuto, perché come si suol dire, gli imprevisti non mancano mai. Tra le persone da ringraziare Gianni, fotografo, il service l'abbiamo ringraziato, naturalmente tutti voi che siete presenti, perché non ci sarebbe uno spettacolo così importante senza tutti voi e, come diceva un grande attore, dite dove siete domani sera che vi veniamo a vedere.
Questa qua arriva dopo, questa arriva dopo. Quindi accogliamo con un applauso altri protagonisti di questa serata, ma soprattutto di tutte le iniziative di officine sociali, le volontarie, eccole. Grazie veramente del lavoro che fate, grazie della passione che mettete e soprattutto l'aiuto che date non solo alle persone con la sindrome o la malattia di Alzheimer, ma anche alle famiglie. Io non l'ho chiamata, davo per scontata, Eleonora Contiero, la psicologa coordinatrice dei nostri centri sollievo, non so se sta arrivando. Sì, volevo che fosse anche lei qui, che ci metta. Eccola qua! Ma buonasera, come sta? Bene, grazie. Allora, 3 secondi per dire la sua esperienza e quanto è importante tutto quello che fate. Allora, i centri sollievo, per chi ci conosce sa che sono una grande famiglia, una famiglia allargata oltre le porte di casa. È un posto sicuro dove i familiari possono lasciare i loro cari, tra l'amore e l'accoglienza e le coccole di tutti i volontari e la professionalità di noi operatori. Che dire, Marinella, cosa dite? Chiudiamo qua, ringraziamo tutti, ringraziamo loro. Al prossimo anno, naturalmente sostenete il progetto, il lavoro di Officine Sociali. Lei, la presidentessa di Officine Sociali, non lo voleva dire, ma è anche da pochi giorni presidente di CSV Rovigo Padova. Quindi è un ulteriore tassello di una passione che mette, ricordiamo che è la cosa più importante delle associazioni, perlomeno di queste 2 province. Brava Marinella. Non ti commuovere. Dai, già passato il momento. Sì. Quindi, ultima cosa, prima che ci dimentichiamo, ricordiamo che anche tutte queste cose è merito anche degli sponsor, e quindi cartoleria libreria ABC, Gambero Rosso, Caffè Bistrò, cartoleria Lina, Foglie Vive, e dopo non ci vedo più perché ho bisogno degli occhiali. Aspetta. Abbiamo scritto. Romea Frutta, Foglie Vive, Gambero Rosso e Farmacia Centrale e Beltrame Tessuti. E a tutti voi e a tutti noi buona serata, grazie ancora. Foto di gruppo, Gianni non andava via. C'è Gianni.